Oh, buongiorno, ben ritrovati a tutti. È il 3 febbraio del 2021, dunque il capolavoro di Matteo Renzi è compiuto. Ieri sera abbiamo commentato una giornata incredibile che nell'arco di un'ora ha praticamente stravolto tutto il mondo come l'avevamo conosciuto fino a questo momento in questa crisi politica e forse, come dice oggi Verderami sul Corriere della Sera, chiude l'epoca della Terza Repubblica. Insomma, è ovvio ed era prevedibile come i quotidiani di oggi siano interamente dedicati al ruolo che adesso avrà Mario Draghi, per il quale già si comincia, ciao Stella, con l'elegia, diciamo, della semplicità, quello che molti di noi ricorderanno per Mario Monti. Adesso voglio vedere davvero e sapere che cosa ne pensate, perché sono certo, l'ho già visto dagli SMS ieri sera, come si sia un po' tutti spaventati. Ciao Emanuele, ciao Elisabetta Grande, perché ora si teme tasse, 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 tutto questo aspetto che noi abbiamo già visto e vissuto con il governo dei tecnici, ma siamo sicuri che sarà veramente un governo tecnico, che invece Mario Draghi non sia molto più politico di altri? Questo è un primo aspetto che secondo me è curioso scoprire nell'arco del tempo. Ciao Gabriele, considerato il fatto, insomma, intanto dopo Ciampi è un altro premier del quale già conosciamo, abbiamo tutti noi l'autografo, che è quello ovviamente sui soldi da presidente della BCE, ma insomma Mario Draghi. Ciao Ignazio, anche perché ora dobbiamo capire quali sono le mosse, che cosa sarà? Sarà un governo con ministri tecnici? Tutta una farsa, dice Rossella, o sarà ovviamente con qualche politico. Il ministro della salute sarà ancora Roberto Speranza perché ha acquisito, diciamo, la competenza fino a questo momento o no? Ci sono tutta una serie di aspetti sui quali ovviamente adesso vedremo le prime mosse. Intanto deve salire al colle fra meno di 2 ore, quindi alle 12, Mario Draghi, in questa mossa che alla fin fine in un attimo accantona tutti quanti. Il Partito Democratico, che dobbiamo pensare allora a questo punto davvero abbia mandato avanti Matteo Renzi per trovare una soluzione e uscire da questo impasse di un governo che non decideva e del quale il PD più volte ha detto è meglio che si dia una mossa, perché altrimenti non si giustifica questa inconsistenza di Zingaretti e quindi del PD. Il Movimento 5 Stelle rischia la scissione, l'abbiamo visto ieri sera nella prima dichiarazione del finto capo politico Vito Crimi, che poi dice no, è inutile che diciamo tutte le cose per le quali non erano d'accordo. Renzi voleva più ministri, Renzi dice ho chiesto poche cose, almeno una parte del MES e poi non me l'hanno accettata, ho addirittura rimosso tra gli scenari l'ipotesi che Maria Elena Boschi potesse fare il ministro, non hanno accettato niente di tutto quello che ho chiesto, quindi è totalmente inutile guardare il finto confronto che hanno fatto, perché tanto l'obiettivo alla fine di questo capolavoro di Matteo Renzi era esattamente questo. Ecco Paola, sì, Speranza quale competenza, intendo della gestione di questi 12 mesi, dopodiché i guai li abbiamo raccontati più volte proprio qui e più volte in questi mesi stessi. Spero non sia un secondo Monti che ha messo in ginocchio l'Italia. Bruna, la paura è esattamente questa. Devo ammettere che ha un profilo abbastanza diverso ovviamente rispetto a quello di Mario Monti, anche se c'è questa elegia che già dicevamo all'inizio, questa elegia già cominciata, il Mario Draghi uomo semplice, non indossa neanche il cappotto, quindi non è neanche più il periodo dell'Oden di Mario Monti, va a fare la spesa, la foto, l'immagine di lui che va a fare la spesa con la moglie. Noi più volte l'abbiamo visto, mi pare a Saonara, anche il nostro Francesco Ratai della redazione di Padova, in un ristorante della zona dove andava a mangiare perché ha legami col territorio, perché sua moglie ha una villa in Riviera, insomma, per quanto riguarda il Veneto in questo caso. Insomma, cominciamo con l'elegia del superuomo che in realtà è uomo semplice come tutti noi, ma in realtà quando poi Di Battista dice è l'apostolo dell'elite, ha ragione. Ma ha ragione, perché se dice Verderami che è stata archiviata la Terza Repubblica, ha ragione, è l'esempio dell'elite, perché è una persona che ha studiato, che sa cosa dice, che non vive di tweet, che non sa che cosa significhi fare un post probabilmente su Facebook per avere qualche like e via dicendo, ed è una persona che ha sempre ricoperto alti ruoli di alto livello nella gestione anche dei momenti più complicati. Bene, qual è la conclusione di tutto questo?
che al di là o meno dell'addio alla Terza Repubblica, noi avremo una persona competente con rispetto di tutti gli altri leader europei, ma di questo ci frega ben poco se cominciano a metterci la patrimoniale, la tassazione. Io penso e voglio credere a quello che ci ha detto ieri sera Arrigo Cipriani, che conosce molto bene il patron dell'Harris Bar, era in collegamento ieri sera con Ring insieme a Marcato ed altri, nel momento in cui scopriamo di fatto che in un attimo è cambiato il mondo. È cambiato il mondo in un attimo perché Fico fallisce, non si capiva un fico secco veramente di tutto quello che succedeva. Oggi c'è un pezzo bellissimo anche su Repubblica, io speriamo che me la cavo, no? Il mandato esplorativo di Fico che per la seconda volta fallisce in 3 anni, non porta a nulla e si torna a un governo strambo. Era giallo-verde allora, questa volta è con Draghi. Draghi è l'unico che evidentemente può intervenire e salvarci in questo momento, dare lezioni a tutti questi che pensavano di interpretare alta politica. Bene, speriamo, basta che non sia un secondo Monti. Io credo che sia l'unico augurio che abbiamo tutti quanti in questo momento. In ginocchio ci siamo già, dice Ilaria, vedi, esatto, anch'io ho questo paura. Claudia, più in ginocchio di così siamo sottoterra. Franco, ricordatevi ciò che è successo in Italia nel 2011 grazie a Draghi, anche questo è vero, firmò la lettera di fatto per mandare via Berlusconi, insomma la lettera della BCE. A Saunara a mangiare cavallo? Ecco Federico, non lo so, devo dirti la verità, però ricordo questo aspetto, oggi stiamo cercando di ricostruirlo con i ragazzi della redazione di Padova, stanno tutti santificando Draghi, ma chi darà la fiducia a Draghi? Se avrà la fiducia vorrà dire che 5 Stelle non esistono più. Bravo Ignazio, perché il tema è proprio questo. Abbiamo già l'autografo di Mario Draghi tutti quanti sui nostri soldi, però il tema è Vito Crimi dice che non lo sostengono, ma non guida il Movimento 5 Stelle, quindi si rischia una scissione. Fratelli d'Italia più o meno dice la stessa cosa, si è cercato un governo che andrà a trovare con difficoltà la maggioranza in Parlamento per i prossimi 2 anni, però in realtà Renzi, oggi si scopre dalle ricostruzioni, faceva come sempre il doppio triplo gioco politico in tutto questo e aveva un accordo col centrodestra, perché insomma già Berlusconi aveva parlato di governo dei migliori, quante volte l'abbiamo detto qui e quante volte ho detto che forse lo scenario migliore a questo punto era un governo di larghe intese. Questo cos'è? Un governo di larghe intese? Un governo del Presidente? È un governo del Presidente, ma deve trovare una maggioranza per questo governo di alto profilo, ha detto Mattarella ieri sera, in Parlamento. Quindi siamo pronti a scommettere che il PD, che poi ha richiesto timidamente le elezioni, questo PD annacquato alla fin fine sosterrà Draghi. Forza Italia ovviamente sosterrà Draghi. Come si chiama? Toti sosterrà Draghi, Cespuglio, responsabili sosterranno Draghi. La Lega potrebbe astenersi, ma magari votare certe cose che ovviamente potranno andare bene, tant'è che nella diretta anche di ieri sera, questa notte, di Salvini, fondamentalmente cosa dice Salvini? Cosa pensa Draghi di questi temi? Ci ho parlato, ne abbiamo discusso più volte, mi pare ho sentito dire cose da lui su questi temi, ma cosa vuole fare nel momento in cui ci sono queste decisioni? Aspettiamo le idee di Draghi e vedremo, mentre Fratelli d'Italia è un po' più all'opposizione, diciamo, come interpretazione, Salvini è più possibilista e quindi alla fin fine una maggioranza ci sarà, vediamo chiaro se lui accetterà il mandato, ma difficile possa dire di no al capo dello Stato, e da qui si parte, con il rischio che il Movimento 5 Stelle viva una scissione. Ma siamo così sicuri che il Movimento 5 Stelle è pronto agli interpreti del Movimento 5 Stelle, i carelli che lasciano il Movimento 5 Stelle perché non è più quello che ascoltava chi aveva competenza e si sposta nel centrodestra, siano pronti a rischiare cosa? A non sostenere il Draghi? È molto divertente, perché quello che insieme forse a Salvini era un po' il governo, il movimento anti-europeista, oggi si dovrà misurare con una decisione che ancora una volta va nelle budella di tutto quello che il Movimento 5 Stelle ha rappresentato. Marcato ieri mi ha colpito perché l'assessore allo sviluppo economico della regione del Veneto, cosa dice Antonio? Condivido la tua attenta analisi, vedremo che cosa succede. Andrea, Movimento 5 Stelle e PD non vogliono Draghi,
la destra non è propriamente europeista, allora quale sarà il dialogo politico? Ma Andrea non lo so, perché alla fin fine tutti, sai, secondo me arriveranno in una maniera o nell'altra, con un appoggio esterno, con qualche astensione, a sostenere questo governo che avrà una maggioranza. Bisogna vedere anche quali sono i ministri, insomma, che cosa succede da adesso in avanti, anche perché bisogna essere rapidi. Due cose deve fare Draghi: una il recovery, perché prima della legge di bilancio ci vogliono mesi, una il recovery, l'altro la campagna vaccinale. Cioè gli arcuri, che fine fanno gli arcuri? Queste persone qua, per cui oggi il Veneto, la Lombardia cercano i vaccini da soli, che fine fanno? Le primule da 400.000 euro, quando basta vaccinare, come fa anche ha intenzione di fare Zingaretti all'aeroporto o nei drive-in, come fa l'America, che vaccina 16.000 persone in 24 ore, e noi stiamo lì a pensare a aspettare le primule. Buongiorno Avarino, l'importante è uscire dall'emergenza sanitaria, tornare a vivere, poi andremo a votare. Laura, calmati, un passo alla volta. Non so cosa intendi, ma è vero che Berlusconi entra nel governo? Allora, Romana, credo l'appoggio di Forza Italia, perché poi questo è uno dei temi. Non immagino Berlusconi a fare il ministro. Ora il derby diventa tra chi farà il capo dello Stato dopo, perché qui si dice Draghi finisce a fare il premier e però allora taglia un po' la sua ipotetica carriera, che poteva culminare a fare il capo dello Stato nel nostro paese, quindi Presidente della Repubblica, ma in realtà è esattamente l'iter che ha già percorso Carlo Azeglio Ciampi, premier e poi diventato anche capo dello Stato, il suo mentore Carlo Azeglio Ciampi. Questo perché volevo arrivare a dirvi cosa, cioè che Renzi di fatto poco prima di questa rottura definitiva di ieri alle 19:30 telefona a Salvini e gli dice: guarda che va a finire così. E Salvini dice: tu intanto fai cadere Conte e poi vediamo. Come dire che insomma c'era un accordo anche con il centrodestra. Adesso vi leggo Federico, intanto cosa dice Manuel. Ciao Ferdinando, è una vergogna, sono stufo, non se ne può più, viene avanti una miseria che solo il pensiero mi viene da piangere, ripeto, non andrò bene. Dai, su, non diciamo parole, ho paura che rimpiangeremo Conte. Vedete, in questo momento c'è grande apprensione per tutti quanti, però secondo me anche lo stesso Draghi, e stavo per dire, voglio citare le parole di Cipriani, il quale conosce perché ha avuto più volte nei propri ristoranti Draghi a pranzo, a cena, e dice: è una persona con la quale abbiamo dialogato, e se ricordate il Rimini, i meeting di Rimini, tante cose, ha sempre sottolineato gli aspetti sociali, l'attenzione ai giovani, ha parlato di questa pandemia come una catastrofe che ci portava al debito, ha parlato di debito buono, debito cattivo, ha parlato di ai giovani non bastano i sussidi, cioè ha parlato di tante cose che comunque forse sono una ricetta che ovviamente ha più senso di tanti bonus, i banchi a rotelle, oppure come si chiama quell'altro, il monopattino. Però queste sono le assurdità ovviamente che in questo momento citiamo per citare, per sottolineare alcune cose negative magari del governo. Però ora bisogna vederlo alla prova, il risultato è che in un attimo il capo dello Stato ha stravolto lo scenario, perché cosa ha detto? Che ci vogliono 4-5 mesi per avere un nuovo governo se vogliamo andare al voto, e questo è il dato del 2013 e del 2018, più o meno è andata così. Se al voto politico non si può andare per colpa della pandemia, allora le regionali in Calabria e le elezioni dei sindaci sono immuni. Hai perfettamente ragione Edoardo su questo. Comunque interessante, Saonara, da cui scrivo Federico, ecco, dalla roccaforte di Francoforte al Deep Veneto operoso, Draghi e il Jolly piglia tutto. Federico, io ricordo Saonara, mi pare che sia proprio un ristorante di Saonara, però non vorrei sbagliare. Matteo, Castiglione, no, non so cosa aveva detto Matteo, non me lo ricordo, staremo a vedere. Nicola, buongiorno. Matteo, eccolo qua, sono 461 milioni buttati per i banchi a rotelle voluti dalla Zolina, una follia pagare 280 euro, il triplo del prezzo di mercato, un banco scomodo, tutt'altro che ergonomico. E come avete visto, alla fin fine è vero, oggi i giornali, mi pare il Gazzettino, li mostri, il presidente della provincia di Padova, che era nostro ospite l'altra sera a Ringa, ha detto 140.000 euro buttati da noi e sono in magazzino, e questo è l'esito. E Conte che fa? In un attimo sparisce anche Giuseppe Conte, che dice: ho sbagliato a dimettermi, era già tutto disegnato, tutto questo era già un disegno. Adesso cosa fa? Il padre nobile della coalizione, che in realtà poi già
probabilmente sosterrà almeno in parte Mario Draghi, oppure il leader del Movimento 5 Stelle, un Movimento 5 Stelle che rischia di dividersi. Ho sbagliato a dimettermi e ieri sera ho mandato un SMS ai ministri dicendo fieri del nostro lavoro, e chissà ora se appunto farà una lista. Che cosa volevo dirvi? Le due cose che secondo me sono le priorità, ovviamente il recovery e come vi ho detto, e la vaccinazione. In questo resta il nodo se avrà ministri tutti tecnici o qualche politico, perché se ha qualche politico comunque bisogna accontentare tutti. E il povero Casalino, Rossella, il povero Casalino in tutto questo, con la crisi e il macello che c'è, ritarda la pubblicazione del suo libro Il Portavoce, che spesso ho detto il portacroce per chi conosce, insomma, chi ha questo ruolo per molti politici. Ristorante Boccalon a Villatora di Saonara. Checco, tu che sei il testimone, grazie per avermelo scritto. Ristorante di pesce purtroppo chiuso, non lo sapevo. Quindi oggi che speravamo che appunto Francesco della nostra redazione di Padova, il mio collega, potesse andare magari a sondare chi conosce di più, come ci ha raccontato Cipriani, anche sul territorio, i movimenti di Draghi, salta. L'uomo che ha perso i genitori giovani, aveva 15 anni, poi ovviamente ha cominciato una sua carriera, ha cresciuto con la zia, una sua carriera straordinaria, e quello del whatever it takes, tutto quello di cui c'è bisogno per salvare l'euro, per salvare i paesi dell'Unione Europea, insomma, e quindi è stato la Banca d'Italia, il Tesoro, è stato appunto presidente della BCE, passaggio in Goldman Sachs e via dicendo. Per quanto riguarda il Veneto, dal 2011 a oggi, cosa dicono? Antonietta, allora, ascoltate Arrigo Cipriani, uno dei migliori imprenditori del Veneto, veneziano, sì. Paola, oggi sul sito ferdinandovarino.it riprendiamo alcuni passaggi delle sue dichiarazioni ieri sera, perché è sempre molto vero, no? In quello che dice, molto provocatorio ma vero. Antonietta, Francesco Amodeo già ad agosto aveva predetto questo. Ho visto, sì, ma di Draghi mi hanno mandato questo tweet, è tutto già scritto da tempo, cioè a me non sembra che Francesco Amodeo abbia intuito granché, perché con tutto rispetto la crisi Renzi la voleva già aprire il 21 febbraio perché già voleva far saltare Bonafede ed era abbastanza chiaro che essendosi fatto un partito finiva così. Di Draghi si parla da tempo, già dall'estate, prima dell'estate. Mi sembra che Francesco, con tutto il bene, non lo conosco, sono sicuro che è un bravo collega, abbia messo insieme le cose, insomma, ed era abbastanza intuibile, quante volte l'abbiamo detto, tant'è che poi a fine estate gli chiedono Draghi com'è, alla fine mi sembra un po' stanchino, no? L'ho visto, dice Conte, alla fine quello stanco evidentemente è Conte, o quello che hanno stancato. Matteo, possiamo ancora sperare che Draghi non accetti, se non gli danno la garanzia che dopo Conte sostituirà anche Mattarella, allora potrebbe rifiutare. Il problema è che basandoci sui numeri è molto probabile che quella garanzia già ce l'abbia, anche io credo così. Anna Maria, dal 2011 a oggi i premier non eletti dal popolo italiano, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 1, Conte 2, i premier non sono mai eletti. Dai, l'articolo 48 della Costituzione italiana sancisce il diritto di voto, però Anna Maria, quando citiamo la Costituzione citiamola giusta, perché anche i premier non sono mai eletti. Il premier Grosso, INPS, un buon buco pauroso, chi pagherà gli stipendi il 27, il 1 aprile tutti a casa, bravo Alfio, qui c'è un problema, l'altra priorità è il 31 marzo, cosa succede con i licenziamenti? Dai che andiamo lunghissimi, voglio dirvi solo due cose ancora, la domanda maestra è ora, Draghi farà l'interesse del popolo italiano o quello della BCE e dell'Europa? Speriamo che in Europa, ovviamente in quanto competente, oggi diventi il numero uno assoluto, perché poi Merkel conterà di meno, speriamo. Come si chiama? Macron conterà di meno, speriamo, perché oggi ci presentiamo con il campione, vediamo se è davvero così e ce lo auguriamo forse un po' tutti. Arrigo Cipriani, Presidente della Repubblica, Draghi, Presidente del Consiglio, grande. Anna Maria, Draghi non è nominato da Mattarella ma dall'Unione Europea, Ursula von der Leyen. Il fatto, Gabriele, che ha chiuso il ristorante dove mangiava, ha fatto disastri, è un segno premonitore, ma speriamo di no, dai. Allora, peggio di così. Zaia, il vaccino il Veneto lo cerca da solo, come sapete, mentre AstraZeneca dice che per le persone fragili non hanno la precedenza, ma in realtà ora c'è il piano che studieranno di nuovo oggi pomeriggio i governatori con il governo, quel che ne resta, e da oggi arriverebbe anche il sì alle famose cure monoclonali, finalmente. C'è anche il fondo per finanziarle, perché siano gratis. Vi ho detto che il Veneto cerca da solo, come la Lombardia, che pensa di vaccinare tutti entro giugno, ha detto Bertolaso.
tutti i cittadini lombardi, il Veneto cerca i vaccini da solo. E Carraro, presidente di Confindustria del Veneto, dice: noi mettiamo a disposizione le aziende perché siano luoghi di vaccinazione sicura per vaccinare i dipendenti, e perché il vaccino è un fattore competitivo. Quante volte l'abbiamo detto? PIL, e il PIL delle nostre regioni, del nostro paese, non lo può decidere, con tutto il rispetto, Pfizer, che decide se consegnare o meno. Bravo Matteo, bella domanda. Che fine fa il reddito di cittadinanza? Io non credo, da quelle dichiarazioni del passato, che Mario Draghi sia un fervido sostenitore del reddito di cittadinanza, e quindi queste saranno risorse che probabilmente recupereremo, perché prima di dare un sussidio, ha detto mi pare Draghi in qualche passaggio, forse proprio a Rimini, bisogna evitare che quella persona perda il posto di lavoro. Però insomma questo lo vedremo più avanti, quando ci sarà la legge di bilancio. Oddio, notizia bomba su Matteo Renzi, in diretta ieri sera ha riferito: nella giornata odierna il COPA si presenterà ufficialmente la richiesta che Matteo Renzi sia subito sottoposto a interrogatorio da un procuratore. Non lo so, vabbè, questo insomma ragazzi non lo so, vediamo. Io vi saluto e ringrazio, ci vediamo sul sito ferdinandovarino.it. domani sera invece Ring a Tele4 con i parlamentari, con l'analisi di tutta questa giornata e tutto il resto. Rivedremo sul sito gli interventi di Marcato, molto freddo sull'arrivo di Mario Draghi come da leghista, perché si domanda se devono decidere il vaccino obbligatorio, ipotesi, magari non lo vuole fare Draghi, vaccino obbligatorio, chi lo vota? Cioè chi sostiene questa idea in Parlamento, tra i vari movimenti, tra i vari partiti? Anche è vero, se poi Mario Draghi arriva, è un po' un cappello di protezione per gli stessi partiti, che comunque potrebbero votare cose anche non gradite, perché tanto chi le fa è Mario Draghi, e sembra un po' sempre che il sostegno dai partiti non ci sia. Ciao a tutti, buona giornata.